L'Associazione Volontari di Strada di Agrigento conclude l'operazione 1000 kg di alimenti, il rendiconto, il 29 dicembre l'estrazione dei premi. Irene Milisenda. Il mistero del Natale, che luce e gioia, diventa una festa dove protagonisti siamo noi che ci affanniamo per i regali e restiamo insensibili a chi è emarginato. Ma chi vive e spera per gli altri sono i volontari di strada di Agrigento, che a ridosso delle feste per 3 giorni sono stati impegnati nell'operazione 1000 kg di alimenti, una raccolta di alimenti in diversi punti della città e nei supermercati. Nella giornata di sabato, vigilia di Natale, sono stati distribuiti più di 650 kg di pasta, 750 litri di latte, 150 di passata di pomodoro ed ancora oltre 150 pacchi di biscotti, 100 kg di zucchero, 150 litri di olio tra semi ed oliva, decine e decine di omogenizzati e di pacchetti di pannolini per bambini ed ancora centinaia di scatoli di legumi, lenticchie, tonno ed altro ancora. E non è nemmeno mancato il classico panettone e il pandoro. A commento dell'operazione, la presidente Anna Marino è entusiasta dell'ottima riuscita dell'operazione, che ha permesso di assicurare un dignitoso Natale alle famiglie più bisognose. Ringrazia tutti i cittadini agrigentini per la generosità e il grande spirito di solidarietà. Grazie anche ai supermercati che hanno partecipato all'iniziativa, Conad all'interno del centro commerciale Città dei Templi di Villa Seta, Eurospin in Contrada San Benedetto, CRAI a Villa Seta e Art Discount in Via Emera, che si sono messi a disposizione dei volontari, e poi anche le scuole che hanno aderito all'appello ed in particolare l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, la Scuola Media Castagnolo, l'Istituto Fermi, il Tecnico Commerciale Leonardo Sciascia, il Foderà, il Nicolo Gallo e l'Istituto Comprensivo di Fontanelle. Ed ancora il Dipartimento Politiche Sociali dell'ex provincia e diversi commercianti di Porto Empedocle che si sono mobilitati nella raccolta. Nel frattempo continua la vendita dei biglietti della Lotteria della Solidarietà, promossa sempre dall'Associazione Volontari di Strada. Il ricavato della vendita dei biglietti ovviamente sarà destinato ad aiutare le famiglie indigenti e bisognose di Agrigento. L'estrazione dei premi, una quarantina in tutto, messi in palio da circa 30 sponsor, avverrà giovedì prossimo 29 dicembre alle ore 17:30 nella sede dei Volontari di Strada ad Agrigento al Viale della Vittoria 313.